Ho ancora come segnalibro nella Bibbia le fotografie dove i miei genitori sono morosi, sono fidanzati e quindi risaliamo a subito prima della guerra. Si sposano nel 1939 e quando il papà ha dovuto andare in guerra, io ero appena nato, e la mamma quindi si è riparata nella sua casa di famiglia che era a Castiglione delle Stiviere, e il mio nonno, che aveva parecchi quattrini, aveva preso in affitto dalla diocesi di Mantova una grande villa che domina ancora oggi Castiglione delle Stiviere, ed era l'antico palazzo dei Gonzaga a Castiglione. Di fatto quella giovinezza, quella fanciullezza è stata molto segnata da questa grande tradizione familiare di ricchi. Il mio nonno era il rappresentante dei tedeschi in Italia, e quindi anche un grande patrimonio, insomma. Quindi io sono figlio di una famiglia molto ricca. La tradizione del papà invece è una tradizione notarile. Appunto da 200 anni loro fanno i notai, in genere il primogenito. Io ho tradito la tradizione, però è andata avanti e siamo ancora così. Sì, nella famiglia del papà molto, una famiglia borghese ma molto legata alla Chiesa. Questa piccola chiesa di Mantova con forti legami, insomma. Fra l'altro il notaio di città era un po' anche il notaio del vescovo, era il notaio della chiesa. Mi ricordo che quando una volta all'anno si tirava fuori da una cassaforte nella basilica voluta dagli Alberti le reliquie del sangue del Signore, era il notaio che faceva tutte queste cose. Quindi da piccolino io ho vissuto molto questa tradizione di un cattolicesimo borghese però profondo. Mentre la famiglia della mia mamma era anche molto capitalistica, molto ricca, molto inserita nella grande Milano, la famiglia del papà era legata a questa tradizione di una piccola città di provincia con una storia gloriosa, però ecco, quindi noi fino al 1700 conosciamo tutti i nostri parenti. Frequentava a casa nostra la borghesia del dopoguerra, che era una borghesia interessante. Pensate che per esempio io mi ricordo molto vagamente questa cosa, ma ho conosciuto Don Giuseppe Dossetti, che ora era allora semplicemente Giuseppe Dossetti, però una personalità emergente dalla guerra di liberazione alla ripresa della vita civile in Italia, e la sua figura importante. A casa dei miei genitori avvenivano riunioni dove si trovavano un po' da tutto il mondo questa nuova borghesia che aveva ereditato in qualche modo la città e la nuova storia che si veniva costruendo. Anche Don Primo, legatissimo Don Primo, quindi tutti i giovedì lui era a casa nostra, perché il giovedì mattina c'era il mercato e lui, da questo piccolo paese di Bozzolo dove era il parroco, veniva in città, la distanza è poca, e quindi stavano con i contadini, perché era il modo in cui ci si ricominciava a conoscere. Questi anni del dopoguerra sono stati molto interessanti per ricostruire una tessitura umana e anche mondana, ma anche politica, ma anche piena di speranze e di risorse. Questi anni, fino soprattutto al 1950, sono stati gli anni della ripresa. È vero, noi siamo tutti cresciuti con questo spirito. Per cui fate le scuole, essendo anche abbastanza bravo a scuola,
ho fatto il liceo classico, che a Mantova è una tradizione borghese assoluta, oggi non più, grazie a Dio, ma allora era la Mantova Bene che andava a fare il liceo classico, insomma. Quindi finito il liceo classico abbastanza bene, così l'università è stata inevitabilmente la Cattolica di Milano, dove anche mio papà si era laureato molti anni prima, e quindi però con conoscenze vastissime. L'università ha voluto per me entrare certo in questa Italia che si lanciava nella sua ripresa e nel suo recupero, dove indubbiamente anche la Chiesa aveva una parte molto importante dal punto di vista intellettuale, culturale. È vero, quindi io ho conosciuto un po' tutto il mondo in quegli anni, sia della borghesia, sia della Chiesa, sia del mondo professionale, e quindi di tutta questa ripresa dell'Italia, che per noi era l'Italia democristiana. I nemici erano i comunisti, però bisogna dire in una città come Mantova niente affatto nemici. Mio papà era amico di tutti, era il notaio più importante della città, e come tale però andava ai funerali dei borghesi, ma andava anche ai funerali civili dei comunisti. Sono contento di questa domanda perché rischiavo di dimenticare la parte importante che per me ha avuto lo scautismo, forse uno scautismo un po' speciale, dovuto alla grande personalità di questo prete di Mantova, molto intelligente, molto dotto, che però appunto ci ha fatto fare uno scautismo estremamente impegnato. Io per fare il caporeparto e poi alla fine il commissario, tutto il tempo che avevo libero, quindi il ritorno a Mantova era perché a Mantova avevo il vero lavoro, quindi le lezioni all'università a Milano, ma poi Mantova. Sono stati anni per me importantissimi. Da una parte Milano e dall'altra appunto lo scautismo ha voluto dire per me anche un grande ingresso, diciamo, nella sinistra, con la quale io ho avuto sempre un rapporto molto buono. Quando si è capito che quindi date le vocazioni si andava a finire a fare la teologia a Roma, e io ero molto preoccupato perché dei gesuiti non avevo conoscenza e avevo molta paura di loro. Dico, ma non saranno dei diavoli? No, perché noi comunisti e cattocomunisti ci consideravamo dei santi, ma lì i gesuiti invece, anche quella è stata un'esperienza bellissima. Per esempio, io mi sono trovato che a 17 anni a messa commentavo il Vangelo, e addirittura anche alla domenica c'era sempre questo problema che lui, questo prete, fra l'altro molto intelligente, molto dotato, un uomo di grande spessore, però voleva che noi saltassimo dentro nella partita. Lui sul fatto che io diventassi prete non era del tutto convinto, è vero, però invece che il cristianesimo volesse dire il concreto rapporto con il Vangelo, e quindi persino lo scautismo come un'occasione importantissima per la crescita nella fede, per me è stato essenziale. Io sono uno scout cattolico, insomma. La Borghesiana non è stato il primo arrivo, perché il primo arrivo è stato invece a un istituto di alta classe, dove si andava all'università a piedi perché era vicina alla Gregoriana ed era piuttosto selettiva. Però a Roma l'innamoramento per i poveri e per la povertà in me è stato radicale, e quindi la periferia di Roma sempre di più mi ha attirato, fino a questa parrocchia sciaguratissima, non avevamo niente, era proprio primitiva, legata a preti francesi che adesso non mi ricordo neanche come si chiamasse.
del Prado, ecco, preti del Prado, che poi ho conosciuto bene anche andando in Francia, e però quindi è stata un'apertura mentale molto grande. E anche l'Università Gregoriana, devo dire, che in quel momento ha avuto una grande potenza di innesto nel pensiero, nell'impegno culturale e politico, è stata una grande fonte del Concilio. Io sono uno studente del Concilio, noi uscivamo di lezione dalla Gregoriana a fine mattina, ma non si tornava subito in questa casaccia che avevamo sulla via Casilina con questi preti francesi, ma si andava nell'aula di commento del Concilio, perché a fine mattina c'era sempre una relazione che veniva fatta sui lavori che alla mattina c'erano stati. È stata una meraviglia, perché in realtà anche chi non lo conosceva, neanche come annuncio, come ipotesi, era prontissimo. E quindi il fluire della Chiesa nello spirito del Concilio è stato bellissimo e forte. Per dire, per noi eravamo un gruppo di studenti, per noi è stato importante, per esempio, essendo già alla fine della teologia, mettere un fermo in qualche modo, dire quindi adesso faccio il prete e quindi però facendo il prete non faccio famiglia? Sono state tutte domande che noi ci siamo posti, ma non davanti a una dottrina, a una disciplina, ma davanti alla storia e alla realtà nella quale eravamo immersi. E l'avevo in casa. Era questo vescovo ausiliare di Lione, che è stato l'unico esempio di vescovo operaio. Lui era vescovo ausiliare di Lione, Alfred Ansel, e aveva un'esperienza di lavoro, perché lui, fatto vescovo ausiliare, ha continuato anche ad andare a lavorare, insomma, no? Dopo l'hanno fatto smettere anche perché non era anche in salute, non era più giovanissimo, però quel mondo, capite, è stato per me una grande riconciliazione. Io appartenevo a una ricca famiglia borghese, ma devo molto a Monsignor Ansel la mia conversione al mondo dei poveri, come certamente anche a quei preti francesi che tenevano questa parrocchia di periferia e che per me sono stati utilissimi sul primato della elezione dei poveri nella fede cristiana e nella vita ecclesiale. I poveri salvano la Chiesa perché sono figura essenziale e suprema del Signore stesso. È il Signore che si è fatto povero e il suo farsi povero è stata una povertà meravigliosa, perché lo ha consegnato all'infinità dell'amore del Padre e quindi a questa capacità di cogliere la provvidenza di Dio anche nei segni più semplici, più umili, più piccoli. Dunque bisogna dire che io Dossetti l'ho conosciuto in casa mia, perché c'erano delle riunioni che uomini della democrazia cristiana hanno cominciato a organizzarsi fra di loro e quindi di un gruppo dove c'era il mio papà c'era anche Dossetti, insieme a tante altre persone importanti, il rettore dell'Università Cattolica, eccetera. E quindi un mondo vivo che io però ricordo a casa. Dopo l'ho anche conosciuto perché quando si è trattato di decidere per la teologia ho voluto avere un contatto con lui, che è diventato un contatto spirituale profondo. Io mi considero un suo figlio e lui mi ha condotto per tutta la strada. Io ho assistito alla sua morte per una mattina a Monteveglio perché io ero di casa e siccome lui se ne stava andando io stavo lì.
Beh, mi ha sedotto indubbiamente il fatto che lui era un borghese come me, un po' meno ricco, ma però ugualmente di alta borghesia, ed era quello che era. Perché bisogna capire che lì il concilio è stato decisivo per noi, quindi era il teologo dei vescovi più importanti. Lui è stato quello che ha creato sotto sotto la riforma del concilio, perché se vi ricordate, dopo un po' di mesi il concilio è andato in crisi perché seguiva le antiche tradizioni di parola, di riunione, di competenza, eccetera, e quindi Don Giuseppe ha avuto in affidamento il concilio. È lui che ha fatto la riforma del concilio, non ha mai voluto apparire, quindi passava i discorsi ai tedeschi, ai francesi, eccetera, così, però lui era l'anima. L'avevo conosciuto essendo io bambino, perché quando lui nel 47 veniva a casa nostra io avevo 7 anni e quindi è stato un ritrovarlo. Quando ho capito che mi aspettavano questi studi e ho saputo che c'era lui, e vedendo anche la gioia di mio papà per questo, anche per me è stato importantissimo. Lui poi, essendo un santuomo, aveva una capacità di relazione assoluta. Era la persona che a un certo punto mi aveva chiesto di fare una parte anche del concilio come uditore e traducevamo anche delle cose, eccetera, così. Ma se lui mi vedeva che io ero lì quella mattina, perché noi avevamo avuto un gruppo di studenti della Gregoriana, il permesso di andare dentro anche. E lui mi veniva subito a salutare con molto affetto, insomma lui conosceva bene a quel punto il papà e la mamma, i miei fratelli, quindi un rapporto affettuosissimo. Il problema molto grave era diventato per me gli esami, perché io alla mattina andavo a scuola fino a una certa ora perché i padri erano riuniti dentro in concilio, ma poi sempre di più io ero preso da questo. Insomma, certamente era un problema, insomma, ero abbastanza furbo. Quindi sei stato bocciato? No. Anche se in una materia mi sembra che una volta sono stato bocciato, però non mi ricordo com'è, sono troppo vanitoso, quindi le sconfitte non le riconosco. Beh, non posso dire tramite Dossetti, perché attraverso Bettazzi anche il rapporto con Lercaro è diventato importantissimo. Quindi è stato lui che un pomeriggio, a 3 studenti che eravamo a parlare con lui, ha detto: ma voi tornate nelle vostre diocesi o avete pensato anche a venire nella mia? Io non avevo mai pensato una roba così, non avevo mai pensato, per la verità, non pensavo a cosa farò da prete, insomma. Ho detto, beh, però può essere una buona idea, insomma, no? E da lì si è stabilito il legame. Certo, lì l'occasione poi di Don Giuseppe certamente è stata decisiva. Prova a pensare a un ricco borghese che si innamora del marxismo, che quindi si innamora dei poveri e dici: ma come fa a venirmi in mente una roba così? E invece poi mi sono innamorato di questa roba, cioè mi sono innamorato di questa chiesa del concilio, perché io ho perso un sacco di ore al concilio, perché appena si poteva entrare, appena un vescovo aveva bisogno che tu gli scrivessi 2 robe, io stavo sempre al gioco. E di più, perché è stata per esempio l'esperienza nostra, eravamo in 3 amici, di estate passando lavorando in fabbrica. Qui a Bologna? Sì, a Bologna, sì, come operai. Era un'assunzione finta che il padrone delle aziende ci concedeva per via delle insistenze dei vescovi di Bologna, e quindi ci pigliavano a lavorare, però facevamo proprio gli operai, Cioè quindi dal lunedì al venerdì fino alle 6 di sera, alla mensa, stanchi, però è stata un'esperienza decisiva per me,
Io ho capito che non avrei fatto l'operaio, che forse non avrei fatto neanche il prete operaio, ma che lì mi veniva un'ispirazione decisiva proprio riguardo alla Chiesa dei poveri, e questo per me è stato decisivo. Non perché erano degli sfruttati, era il sistema sociale che andava come andava, e Bologna era una città rossa, contenta di essere rossa, quindi non c'era niente di drammatico come in altre zone del paese e del mondo ci sono state. Però certo un grande innamoramento. Certamente in questo Monsignor Bettazzi è stato un grande aiuto. Lui era è un vescovo dei poveri proprio. Un posto importante perché lì soprattutto due miei compagni di scuola e di collegio, diciamo, erano creature di Firenze, e quindi il prete... Balducci, no, La Pira. Balducci, padre Balducci. E quindi lì è stata una cosa vivacissima dal punto di vista dell'apertura intellettuale, della conoscenza. Martini non era niente, semplicemente il cardinale mi chiese che cosa avevo, ma ho detto mi consiglierei con il suo ausiliare, e quindi Bettazzi mi ha detto ma quelli è forse un buon posto, e quindi gliel'ho chiesto io e lui mi ha detto va bene, vai lì. Mi sono trovato benissimo lì, benissimo, come a casa. Le famiglie della Visitazione sono un po' colpa di Dossetti e quindi del rapporto con il Vangelo e più globalmente con la parola di Dio, e quindi con la parola di Dio spesa nella direzione del mondo, dei poveri, dei fuori, dei non credenti, degli stranieri, dei nemici. Questo certamente per me Dossetti è stato decisivo. Sono persone che si sono incontrate con una proposta, e cioè con un primato nella loro vita quotidiana come ascolto della parola. Questa celebrazione della fede come ti ascolto, Signore, e quindi come la dimensione fondamentale di un dono quotidiano che il Signore ci fa, e una fedeltà quotidiana che ci consente di metterci in cammino. Quindi fondamentalmente una certa obiezione anche al lezionario ufficiale della Chiesa e una preferenza per questa lectio continua di tutta la Scrittura, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento e in generale. Cioè a dire, entriamo nel libro del profeta Isaia, andiamo fino in fondo però, quindi mesi che si passano sul profeta Isaia, quindi la necessità di un calendario. Diventati ministri, permessi dall'arcivescovo per dire guarda che io però faccio così. Innanzitutto mi direi una preferenza del rapporto continuo con la povera gente, e poi certo invece anche con un certo raggrupparsi di fratelli e di sorelle intorno a questo ascolto della parola, vissuto nella povertà come condizione essenziale per l'ascolto della parola. L'ascoltatore della parola è un povero, no? Perché solo la sua povertà lo apre interamente alla fame e alla sete della parola, e però ti mette in contatto anche con i poveri. Quindi importanza dei poveri anche nelle nostre famiglie. Nelle nostre famiglie ci sono dei super laureati o dei mostri di intelligenza e di scienza, e anche dei piccoli, dei poveri. Lorenzo Milani, merito dei toscani, che essendo dei balducciani, ma poi venuti a Roma, teologia e Dossetti e così, avevano tenuto forte il rapporto con lui, e quindi certo la sua scuola.
La sua scuola ha provocato una nostra scuola nella periferia di Roma, portata avanti con questi criteri, come tu sai, di una certa severità, perché Don Milani è un severo, perché la povertà è una cosa grossa e i poveri sono poveri e quindi noi per servire dobbiamo entrare in questa povertà, difenderla, esigerla e farne il simbolo del nostro contatto scolastico anche con queste persone, perché se uno non è povero e non è quindi spiritualmente povero, non entra in una cultura vera che sia al loro servizio e per il loro bene. Quindi importantissimo per Don Milani. La novità è di questa povertà che è salita nel ministero papale. Certo che io ricordo come fonte di questa Chiesa dei poveri Papa Giovanni. Per me è stato decisivo in questo senso. Allora è stato conferma. Papa Francesco però mi impressiona e mi commuove perché lui ha portato la povertà dentro al suo ministero in modo intimo e quindi oggi la Chiesa dei poveri non può essere la Chiesa di un gruppo di poveri, ma deve essere la Chiesa povera, no? Se non siamo poveri davanti a Dio non possiamo essere certamente dei servitori dei poveri. E quindi Papa Francesco sta facendo un'opera meravigliosa, secondo me, senza retorica, senza delle visibilità eccessive. Però globalmente la forza della sua testimonianza e del suo magistero porta da quella parte, non c'è dubbio, nel senso che non si può non essere poveri. Se tu vuoi avere un rapporto col Vangelo, devi entrare nella povertà del Signore, che è la povertà del Vangelo, no? È una condizione della fede. Perché anch'io sono un non credente e tutte le volte che le cose il Signore le fa così bene anche dentro la mia miseria, io riscopro il dono della povertà che Dio mi ha fatto. Perché se non avessi un briciolo di questa povertà evangelica non sarei neanche in grado poi, cioè diventerei un aristocratico fariseo, ma invece no. Ecco, la povertà è la scoperta prima di tutto del mio essere povero. Poi il passaggio successivo è la compassione di Dio che ha compassione di me perché sono povero e quindi lo scoprire questa preferenza di Dio per i poveri fino a farsi povero in Gesù, fino alla croce, il regalo del Vangelo e poi certamente anche il regalo delle chiese, perché anche le chiese saranno peccatrici, avranno tanti vizi, ma però ogni giorno io vedo dei miracoli meravigliosi che sono possibili nella povertà di chi riceve il dono di Dio. Me ne sono reso conto piano piano di questa povertà, che adesso mi assale, io mi sento provocato, qualche volta sto male, per dire ma come si fa? E molte volte anche quelle che mi sembrano degli accomodamenti così mi fanno arrabbiare, perché mi sembra che non si affronti il problema, no? E quindi io sentirei moltissimo l'esigenza urgente di una concreta riflessione e programmazione per la Chiesa dei poveri. Lei finalmente povera. E quindi bisogna che innanzitutto ci convertiamo alla volontà di Dio,
che ci ha voluti poveri. Negli anni passati mi ha dato certe volte spavento e qualche volta addirittura fastidio una chiesa grandiosa. Adesso questa chiesa piccola e povera, che non ha neanche il coraggio di dirlo a se stessa, che è diventata piccola e povera. Ecco, adesso questo mi commuove. Io devo dire che spererei che i nostri vescovi, i nostri preti, i nostri papi annunciassero di più questa chiesa povera. No, che però è molto importante perché anche molti genitori si sentono poveri, perché l'allungamento della vita fa che molti di noi vecchi si sentino poveri, quindi forse siamo tutti poveri, no? E abbiamo bisogno di capire che proprio per questo Dio si è compiaciuto e ha avuto misericordia di noi e ce l'ha ancora.